Ha avuto un ottimo riscontro di pubblico l'inaugurazione che si è svolta sabato scorso a Burgio del MUCEB, Museo delle Ceramiche, che ha visto numerosi reperti museali che sono arrivati dalla collezione di Palazzo Abbatellis a Palermo, grazie alla convenzione stipulata e alla fattiva collaborazione che il sindaco di Burgio, Vito Ferrandelli, ha avuto nel raggiungere il suo obiettivo. A precedere il taglio del nastro un breve convegno svoltosi nell'attigua chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove ha portato il saluto il sindaco della città Ferrandelli, ha visto anche l'intervento del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, di Sergio Intorre, direttore del MUSEB, di Gioacchino Barbera, direttore del Palazzo Abbatellis, di Claudia Casali, direttrice del Museo delle Ceramiche di Faenza, e di Maria Concetta Di Natale, direttrice del Dipartimento Cultura e Società dell'Università di Palermo. Al termine la manifestazione si è conclusa con il taglio di una torta con sopra un vaso di ceramica preparata dall'Istituto Alberghiero di Sciacca Amato Vetrano. È un'iniziativa valida e appunto per questo il Palazzo Abbatellis ha dato il suo supporto tecnico e scientifico, proprio perché il prestito di questo altro gruppo di maioliche, già un gruppo era stato dato di ceramica, ancora meglio dire, era stato dato nel 2010, fa sì che il museo, come dire, allarghi il suo percorso attraverso una serie di pezzi importanti che da noi tra l'altro non sarebbero stati visibili perché non sono custoditi nei depositi. Quindi è una realtà importante questa del Museo della Ceramica che può, diciamo, trovare attraverso questo ulteriore prestito sviluppo e prospettive diverse. Sicuramente un grande successo, meritatissimo, perché questo museo è veramente un museo importante, una realtà che si inserisce nel territorio e che ha tante potenzialità perché ha una raccolta di opere che sono di Burgio e che si legano alla produzione attuale della ceramica di Burgio, e poi potenzialità perché si legano a musei come Palazzo Abbatellis, alla realtà dell'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia che io dirigo presso l'Università di Palermo, e quindi contatti e possibilità, legami con il Museo di Faenza, col Museo di Carteginone, tante potenzialità per lanciare questo museo come merita, perché è una realtà davvero significativa per questo centro della Sicilia che per i contatti che può creare. Sono molto contento di come sta andando l'evento inaugurale di questa mostra che sancisce, diciamo, la ripartenza del museo in un'ottica di espansione e di aggiornamento della collezione. Infatti l'abbiamo chiamato MUCEB 2.0 proprio per questo, nel pieno rispetto dell'allestimento realizzato egregiamente dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento nel 2010. Noi ci siamo limitati ad aggiungere delle opere alla collezione già esistente, colmando delle lacune temporali che andavano dal XVII secolo ai primi del Novecento, quindi anche aggiungendo opere che in qualche modo arricchiscono il contesto del Museo della Ceramica di Burgio, offrendo termini di confronto con ceramiche anche di altri paesi e di altre manifatture come Caltagirone, Collesano, Sciacca, che sono anche loro di altissimo livello e che danno lustro alla ceramica siciliana in genere.